Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio. 9 passate da 5 minuti, siamo sulle nostre frequenze ma anche sui canali cross mediali di Controradio, dunque visibili anche su Controradio TV. Alia risponde, seconda puntata di questa trasmissione sulle attività del gestore e le risposte alle domande del pubblico. Potete scriverci ad aliarisponde@controradio.it per quanto riguarda gli spazi fuori onda, ma anche cogliere l'occasione. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp, il 342 81 04 111. Vi anticipo che abbiamo tante risposte da dare, ma saluto subito l'ospite che ci ha raggiunto in studio per questo approfondimento oggi, Silvia Tiezzi, responsabile servizi raccolta on demand di Alia. Ben trovata. Buongiorno a tutti. Gestione dei rifiuti ingombranti, il primo argomento di oggi. Vogliamo fare un focus e anche una sintesi, dottoressa Tiezzi, su come si effettua la richiesta e il ritiro e anche cosa succede dopo. Partiamo da Firenze. Innanzitutto la raccolta ingombranti per Alia è una raccolta molto molto importante, molto richiesta. Soltanto il dato che noi riceviamo su tutto il territorio è un dato molto importante, circa 400.000 richieste all'anno. Firenze vede circa il 23% del totale e raggiunge un 90.000, 95.000 richieste all'anno. Come funziona? Innanzitutto è una raccolta a richiesta. L'utente nel momento in cui ha la necessità di smaltire un ingombrante fa la richiesta. Su Firenze al momento la prenotazione è attiva tramite call center, per cui l'addetto di Alia dà all'utente un giorno e un'ora di esposizione del rifiuto. Il nostro operatore passa nella fascia oraria prestabilita, raccoglie il rifiuto. Il rifiuto viene poi portato in impianto. Avviene una prima selezione manuale da parte dell'operatore che fa la raccolta, dove appunto già distingue i materiali, il legno, il ferro, separandoli all'interno del mezzo. Una volta che arriva all'impianto, l'impianto è costituito con delle piazzole, ognuna delle quali è atta a recepire il tipo di materiale. L'operatore scarica il materiale su ogni piazzola e poi ci sono tutti quei materiali compositi che non possono essere manualmente separati, che vengono posizionati in una piazzola apposta. Da lì successivamente interviene una selezione meccanica che laddove è possibile continua la selezione, dove poi ci sono dei materiali compositi, quindi non è più possibile selezionare, questi vengono triturati e mandati a smaltimento. Cogliamo l'opportunità di rispondere già ad una segnalazione che ci è arrivata nella scorsa puntata di giugno. Vorrei chiedere, quando ad Alia si fanno segnalazioni di rifiuti abbandonati illegalmente, Alia fa indagini per evitare tale pratica, ci scriveva Antonio, in quella zona. Sì, le segnalazioni dei cittadini sono fondamentali. Quando possibile Alia cerca di risalire al responsabile dell'abbandono per sanzionarlo attraverso vari mezzi, anche le telecamere mobili di sorveglianza, anche controlli porta a porta, ci viene detto, per verificare le posizioni tari e segnalarlo alla polizia giudiziaria. Dunque c'è un'attivazione da questo punto di vista, invitando Tiezzi, cittadini a usare Alia App per le segnalazioni, una piattaforma, un'app estremamente importante che si sta ampliando anche per quanto riguarda proprio la comunicazione del ritiro degli ingombranti. Esatto, proprio per il ritiro degli ingombranti è nata una formula di raccolta nuova, innovativa, che sono appunto gli on demand. Per gli ingombranti è una modalità di raccolta già attiva sui restanti comuni del nostro territorio, quindi su 64 comuni è già attiva questa formula. Che cosa cambia rispetto all'attuale? Innanzitutto c'è un'attenzione particolare all'utente e alla propria soddisfazione. Per questo l'utente verrà accompagnato da una customer experience dal momento in cui effettua la prenotazione al momento del ritiro del rifiuto. Si troverà davanti un'agenda con delle disponibilità su 30 giorni, per cui avrà la possibilità di scegliere lui il giorno sul quale poter smaltire conferire il rifiuto, a differenza
della modalità attuale su Firenze, dove è il nostro addetto che assegna un giorno. In questo caso l'utente potrà scegliere nell'arco di 30 giorni il giorno che preferisce. Per chiudere questa panoramica, spesso ci segnalano la presenza di questo scotch giallo nel contesto fiorentino e di Scandicci, che è un segnale visivo che i cittadini adesso capiscono che Alia prende in carico perché è intorno a rifiuti abbandonati non correttamente. C'è anche una lamentela rispetto ai tempi poi di ritiro di questi rifiuti. Quali sono le dinamiche? Sì, innanzitutto i rifiuti che vengono nastrati con quel nastro giallo, che è un forte segno comunicativo, proprio per dare un senso civico alle persone, evidenziare quella che è l'inciviltà. Sono tutti rifiuti che vengono segnalati internamente, sono autosegnalati, pertanto se un autista passa facendo la raccolta stradale e vede un piccolo abbandono, lo segnala. In questo caso noi interveniamo nell'arco di 2-3 giorni. Ci sono casi in cui questi tempi si possono allungare perché si tratta di rifiuti speciali o pericolosi, possono essere un amianto piuttosto che una bombola del gas. Per questo tipo di rifiuti non c'è necessità che l'operatore che effettua la rimozione sia formato, pertanto non è detto che riusciamo a intervenire in tempi rapidi. E allora Donatella ci manda una richiesta: volevo capire come mai non viene fatta una stazione di recupero di tutti quegli oggetti usati, selezionando gli oggetti, una stazione ecologica che a Prato molti anni fa facevano. In realtà di recupero e del riciclo, allora sì, diciamo che c'è anche questa idea in Alia. È più difficile di quanto si possa immaginare, perché comunque la normativa ci vincola in tanti aspetti. Nel momento in cui un rifiuto, per esempio, viene portato all'interno di un centro di raccolta, è un rifiuto, quindi comunque rimetterlo nel mercato risulta veramente difficile. A parte gli inglesismi che possono piacere o non piacere, però ci scrivono: il servizio di ritiro ingombranti funziona, e questo immagino vi faccia piacere. Ma per lo smaltimento dell'olio esausto, perché solo in alcuni centri di raccolta, solitamente fuori dalle zone cittadine? Allora, qui già mi preme spoilerare che a breve Alia introdurrà la modalità on demand anche per l'olio vegetale esausto, proprio perché è un rifiuto dove al momento non c'è ancora molta attenzione da parte dell'utente, sono pochissimi gli utenti che ne fanno recupero. È un rifiuto valorizzabile, è un rifiuto che altrimenti, se gettato all'interno delle condutture, fa anche dei grandi danni a livello di impianto, quindi sicuramente nel giro di poco, entro fine anno, attiveremo questo servizio on demand a domicilio, per cui tutte le persone che vorranno smaltire l'olio vegetale esausto basterà chiamare il servizio, meglio tramite app. Ecco, quindi torniamo su AliApp, perché davvero ha un potenziale enorme anche di risposta ai bisogni dei cittadini. Questa app rispetto allo smaltimento delle varie tipologie, adesso parlavamo dell'olio esausto, ma anche per quanto riguarda sfalci e potature, e rispondo anche ad una segnalazione che ci veniva inoltrata nella scorsa settimana, gli abiti usati, il recupero degli abiti usati per esempio. Che potenzialità e che risposta metterete in atto? Stiamo parlando davvero di ampliamenti che renderete noti nei prossimi giorni, insomma. Esatto. A breve stiamo facendo davvero un'anticipazione quasi. Esatto. L'app è uno strumento per noi fondamentale, un'applicazione snella ma completa, user friendly, molto semplice da utilizzare. Tramite app si possono fare veramente tantissime attività, è possibile consultare il proprio stato tariffario, è possibile fare le segnalazioni, come abbiamo detto, sia di abbandoni ma di cassonetti rotti, di cassonetti pieni. È possibile, se l'utente è in una zona di raccolta stradale, aprire il cassonetto Genius. È possibile consultare il calendario della raccolta porta a porta se si è in una zona di raccolta porta a porta. Ci sono un insieme di attività che è possibile fare tramite l'app, che rende comunque l'esperienza completa. Ora, a brevissimo verranno attivati anche i servizi on demand che riguarderanno gli ingombranti, riguarderanno l'olio vegetale esausto,
ci sarà una sezione dedicata agli abiti usati e gli sfalci e potature, che di fatto è una modalità che è già stata sperimentata a inizio ottobre sul comune di Empoli, e dai primi di aprile l'abbiamo attivata su altri 26 comuni. Pertanto è una modalità che ha preso piede. Abbiamo diviso il flusso da organico e sfalci e potature a seguito di una normativa, da una delibera della regione di fine novembre, ma anche per motivi impiantistici, perché il biodigestore anaerobico di Montespertoli lavora con un'efficienza ottimale a seguito di una percentuale ben precisa di introduzione di sfalci e potature. Da questo la necessità di agire a monte, quindi separare i flussi. Su Empoli abbiamo avuto veramente, adesso è un comune diciamo quasi a regime nel periodo di picco, perché di fatto è un rifiuto stagionale, abbiamo avuto anche punte di 1500 prenotazioni in una settimana. Allora, ci scrivono, non è che uno può scaricarsi 20 app, una per ogni servizio, ma in realtà qui stiamo parlando di un collettore, davvero c'è una pluralità di servizi che vengono offerti, e poi facciamoci sempre una domanda guardando il nostro cellulare: quante app possono essere davvero utili in una quotidianità e quanto invece one shot rispetto. Da questo punto di vista tante sono le richieste su dove trovo il punto per l'olio esausto, dove trovo il punto per la raccolta dei vestiti usati. Ecco, questo ci fa un esempio pratico, cioè scaricando questa app, registrandosi, immagino. Sì, ci dobbiamo registrare con il codice fiscale o con il codice utenza, bisogna codice utenza Tari, e da lì automaticamente siamo registrati nel proprio comune d'appartenenza e vediamo tutti i servizi che sono disponibili. Come ha detto lei ora, anche la possibilità di vedere qual è l'ecocentro più vicino, piuttosto che il dove lo butto, un servizio che ti indirizza l'utente a capire dove è che deve essere gettato un particolare tipo di rifiuto. Quindi è veramente sì, ora andiamo tutti tramite app, però app Alia è completa, è possibile vedere le proprie bollette, per cui diciamo che è un'applicazione che risulta comunque utile. Allora, dottoressa Tiezzi, responsabile dei servizi raccolta on demand di Alia, ci sono però anche dei percorsi con i quali si può raggiungere Alia e fare una segnalazione al di là dell'app? Penso a persone che non hanno questa possibilità di accesso online, ci fanno una richiesta di questo tipo? Allora sì, esiste il call center, fondamentalmente per la raccolta degli ingombranti è il canale ancora più utilizzato, perché comunque è un servizio storico, quindi da questo punto di vista gli utenti sono ancora legati al call center. Daremo comunque supporto alle persone che non sono poi così digitali, pertanto il canale call center ci sarà. La direzione che abbiamo è comunque quella della digitalizzazione, quindi di andare verso un completo utilizzo dell'applicazione o del web. Allora, tante informazioni importanti che ci vengono date in questi approfondimenti con Alia. Dobbiamo rispondere anche a delle segnalazioni e delle domande che ci sono arrivate nella scorsa puntata a proposito di raccolta differenziata porta a porta. Nel comune di Impruneta, nelle frazioni in campagna, ci sono dei problemi con i bidoncini dell'organico. Ci chiedevano se non sarebbe meglio mettere dei bidoni di capacità più grossa sugli 80 litri per raggruppamento di unità. Ci spiega qual è la filosofia che sta dietro la tipologia e la difficoltà comunque anche di raggiungere queste aree? Sì, innanzitutto il sistema di raccolta Alia lo imposta insieme all'amministrazione comunale. Ci sono delle realtà, dei contesti prettamente di campagna dove comunque effettivamente il problema del piccolo contenitore che viene rovistato dagli animali c'è. Però per noi è un tracciamento sicuro, soprattutto laddove i comuni hanno adottato la tariffa corrispettiva, abbiamo la sicurezza che quel rifiuto appartiene all'utenza X. Noi valutiamo insieme all'amministrazione comunale anche la possibilità di adottare sistemi di raccolta diversi, quindi contenitori più grandi, ovviamente anche a seguito di suggerimenti da parte dei cittadini, perché no?
Torneremo poi su gli sfalci e le potature nell'ambito di una segnalazione nella quale però si fa anche una riflessione sui sacchi trasparenti, perché sono così necessari, anzi obbligatori per certe situazioni. I sacchi trasparenti sono molto necessari perché garantiscono all'operatore una prima visione di quello del rifiuto che è all'interno, per valutare se è conforme e anche per valutare se ci sono degli oggetti che possono essere pericolosi, degli oggetti taglienti. Pertanto il sacco trasparente per noi è importante sia per l'operatore ma anche per quando arriva in impianto, proprio per avere contezza di ciò che c'è dentro. E questo per spiegare, perché non è uno sfizio, è una necessità che ha a che fare anche con la sicurezza rispetto alla mansione dell'operatore stesso. Invece sul versante sfalci e potature noi abbiamo detto come fare per segnalare la raccolta, ma sono necessarie anche delle strumentazioni e l'utenza viene dotata di queste strumentazioni, e come? Sì, nella formula on demand che a breve, entro fine anno, sarà attiva su tutti i comuni del territorio di Alia, ci sarà il vincolo dell'utilizzo di un contenitore da 120 o da 240 litri carrellato con le ruote. Nel progetto abbiamo inserito l'obbligatorietà di questo dispositivo per andare a salvaguardare quella che è la salute dei nostri operatori, perché di fatto, essendo una raccolta a domicilio, è un porta a porta puro, e un conto è raccogliere da terra sacchi e fascine, magari alzarli fino alla bocca del camion che è alta, un conto è trascinare il contenitore, agganciarlo al camion e in modo meccanico ribaltarlo. Questo per noi è molto importante perché appunto salvaguardiamo la salute dei nostri operatori. Dal punto di vista dell'utente, noi diamo la possibilità di richiedere da 1 fino a un massimo di 3 contenitori, pertanto anche tutti quegli utenti che hanno dei giardini molto grandi e quindi hanno spazio possono prenotare 3 contenitori, sono comunque una volumetria di 720 litri, che non è poco, poter prenotare anche tutti i giorni, quindi è un servizio migliorativo rispetto a un tradizionale porta a porta. La prenotazione dei contenitori tramite cosa avviene? La prenotazione, nel momento in cui l'utente tenta di fare la richiesta del ritiro, il sistema riconosce se a quell'utenza è associato l'asset. Se è associato, prosegue la prenotazione; se non è associato, lo invita a chiamare un numero del call center e prenotare la consegna. La consegna avverrà direttamente a domicilio, per cui Alia si farà carico di consegnare a casa i bidoncini richiesti. A breve, anche questo, ora siamo in un periodo di grande sviluppo dal punto di vista digitale, sarà possibile fare la richiesta tramite app. Tutto questo che tipo di estensione sul territorio avrà? Che copertura? Totale. Ecco, quindi avrà una copertura totale, anche per un obiettivo di Alia è quello di omogenizzare il territorio a livello di servizi offerti, per cui sarà nel giro veramente di breve sarà attivo su tutti i comuni. Silvia Tiezzi, responsabile servizi raccolta on demand di Alia, si prepari per questi 5 minuti di segnalazioni flash dei nostri ascoltatori. Ci dicono: peccato che i sacchi trasparenti ce li date centellinati. Qual è il criterio numerico di consegna? Il criterio numerico è basato su delle stime, delle analisi che vengono fatte sul calcolo della produzione pro capite, per cui se gli utenti si attengono a quella che è la produzione pro capite dovrebbero essere sufficienti. Se non sono sufficienti possono essere richiesti in più. Possono essere richiesti in più, quindi tutto ciò tramite cosa? Tramite l'app o tramite il numero? I sacchi e contenitori per il porta a porta possono essere richiesti anche tramite app e possono essere ritirati anche in tabaccherie, laddove le tabaccherie siano abilitate. Con il codice del bollettino, con il codice utenza, portatelo sempre per avere una risposta e un servizio adeguato. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive che ha dei problemi con l'app, magari poi inoltriamo la segnalazione specifica, vediamo di dargli una mano. E poi ci dicono che c'è un materasso abbandonato da una settimana all'ingresso del giardino di Quinto Alto, via Puccini a Sesto Fiorentino. Perché i lavoratori di Alia che vedono non si attivano
automaticamente. Questo è importante, non lo possono fare. Non lo possono fare. Ogni operatore è destinato al proprio servizio, ha una sua mansione, una sua abilitazione. Non è detto che chi passa per svuotare il cestino abbia l'abilitazione per poter sollevare anche un materasso e metterlo sul camion. Sicuramente il nostro operatore passando ce lo segnala, quello sicuramente segnala che c'è il materasso e noi passiamo, diciamo, la segnalazione a chi di dovere. In questo caso è una settimana di tempo, noi adesso sollecitiamo. Prenderemo atto di questa cosa e solleciteremo. Alessandro, lavoro in un'azienda che gestisce diverse mense aziendali. Noto che c'è un discreto consumo di coltelli da piatto che sono metà plastica e metà metallo. Come vanno smaltiti una volta esauriti? Metà plastica e metà metallo, mi verrebbe da dire Prendiamo tempo e poi risponderemo, sì, perché sì, è una sì. domanda importante. Plastica, metallo o indifferenziato ci viene chiesto, e quindi Alessandro rimani fiducioso perché ti risponderemo. Un'ultima segnalazione: le tabaccherie danno solamente il sacchetto per la plastica. Alberta, non le risulta questo oppure sì? Sì, risulta. Ecco, solo il sacchetto. In teoria dovrebbero essere tutti sacchetti anche dell'organico. Allora, su questo ci informeremo. Sono notizie e anche spunti che arrivano da voi attraverso il numero WhatsApp importanti. Allora, ricordiamo in chiusura, Tiezzi, i tempi per poter pensare davvero che tramite AliApp si possa accedere a tutte quelle richieste che abbiamo enumerato in questa trasmissione. Entro fine anno. Entro fine anno, quindi diciamo la prossima stagione. Tra settembre e dicembre attiveremo molti servizi. Quindi in autunno noi vi potremo raccontare tutto quello che partirà, un po' ve lo abbiamo anticipato anche grazie alle vostre segnalazioni, perché i nostri ascoltatori sono molto attenti fortunatamente e anche sensibili a un contesto di differenziazione, anche per informarsi ma per spronare l'azienda stessa a portare dei miglioramenti. Vi ricordo che la nostra prossima puntata, abbiamo una pausa agostana, ma Alia risponde che va in onda ogni terzo mercoledì del mese, riprenderà a settembre, dunque mercoledì 17 settembre. Nel frattempo, se voi volete portarvi avanti, c'è aliarisponde@controradio.it, che è la nostra mail per raccogliere le vostre segnalazioni. Ce ne sono già arrivate alcune, ve lo anticipo, riguardano ahimè l'annosa questione della pulizia delle strade. Ci occuperemo anche di questo, dunque rimanete sintonizzati con Alia Risponde, trasmissione che potete riascoltare e vedere anche sui nostri canali cross mediali. Alia Risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.